Passiamo all'interrogazione 5-06021 Belotti sulle misure di sostegno in favore della ripresa degli spettacoli nell'Arena di Verona e per il settore musicale. Illustra l'atto l'onorevole Racchiella. Prego, onorevole. Grazie Presidente, un saluto al sottosegretario Lucia Borgonzoni. A seguito dell'emergenza da coronavirus, dal marzo 2020 sono stati sospesi su tutto il territorio nazionale gli spettacoli di qualsiasi natura. Tutti noi siamo consapevoli dello stato d'animo e le difficoltà economiche in cui si trovano attori, musicisti, tecnici, eccetera, che da un bel po' chiedono di poter tornare in scena. Finalmente l'Arena di Verona ha ottenuto, grazie alla conferenza Stato-Regioni, la deroga che permette di ospitare eventi fino a 6.000 spettatori. 6.000 spettatori su 22.000 sembrano pochi, ma sono di vitale importanza, un segnale alla ripartenza alla normalità. L'apertura della stagione è fissata per il 5 giugno prossimo venturo, con un concerto evento dedicato al maestro Ennio Morricone. Considerato che la probabile entrata della Regione Veneto in zona bianca, con conseguente fine del coprifuoco in anticipo rispetto alla data stimata, potrebbe essere il 7 giugno prossimo venturo, sempre che la cabina di regia che si riunirà a fine mese non stabilisca ad anticipare rispetto alla data prevista, chiediamo quali iniziative il Ministro ha intenzione di prendere al fine di sostenere la ripresa degli spettacoli nell'Arena di Verona e per tutelare il settore musicale, in particolare quello della musica contemporanea. Grazie. Grazie, onorevole Racchiella. Prego, sottosegretario, a lei la risposta. Grazie Presidente, ringrazio per la domanda. Lei ha già la risposta scritta, però io avendo seguito tutta la questione dell'Arena direttamente, sia la questione per aumentare il numero delle persone all'interno sia quella legata agli orari, gliela dico perché ci sono anche degli aggiornamenti di poco fa. Come lei giustamente ha detto, sull'Arena di Verona c'è stata la deroga sul numero di persone che all'interno, spettatori che all'interno potranno andare a vedere gli spettacoli. Si è arrivato rispetto ai 1.000 che erano quelli per decreto nazionale che venivano concessi ai 6.000. Questo grazie al lavoro della Conferenza delle Regioni e al Sistema Sanitario Regionale Veneto, che ha guardato un protocollo, perché voglio ricordare che tutte queste richieste arrivano con protocolli studiati insieme alle università, insieme a dei medici. Il protocollo con la richiesta dell'Arena di Verona è un protocollo da 55 pagine, per cui nei dettagli di qualunque cosa accada durante la serata. Poi era subentrato il problema rispetto all'apertura della stagione, che è il 5 giugno, che a oggi, anche se sappiamo che fra 2 settimane verranno rivisti e ricontrollati i dati rispetto ai contagi del territorio, il Veneto potrebbe essere ancora zona gialla, perché entrerebbe in bianca dal 7, per quello che sappiamo ora. Poi probabilmente invece fra 2 settimane scopriremo che entrerà in zona bianca prima insieme a tutti gli altri a inizio del mese prossimo. E allora lì è subentrata la questione di poter avere deroghe, essendo questo un evento anche molto particolare. Sarà presente la TV americana, ci sarà una diretta Rai, per cui anche il messaggio che noi ovviamente mandiamo all'estero, essendoci questa diretta Rai, verrà chiesto, è stato discusso comunque durante il Consiglio dei Ministri, questo l'abbiamo letto anche dalla stampa, questo come anche un altro evento, è stato messo all'interno del decreto proprio la possibilità di fare deroghe anche in zone che non saranno bianche, ricordandoci che comunque fortunatamente la stagione estiva, quella teatrale che si sta avvicinando, vedrà quasi tutto il paese in zona bianca, per cui non avremo più il problema della questione del coprifuoco. Per questo bisognerà chiedere una deroga, e ho sentito poco fa il sindaco che sta inviando al Ministero una deroga che gireremo a Speranza, perché è il Ministero della Salute quello che comunque poi dopo deve fare la deroga specifica, e già sentito questa mattina, insomma, non dovrebbero esserci problemi, nessun tipo di problema sull'Arena. Per quanto riguarda in generale la questione, vabbè, gli spettacoli estivi, avevo già prima risposto a un'altra domanda, per cui ci saranno dei finanziamenti specifici per cercare di sostenere
tutte le attività comunque estive. Per quanto riguarda invece la musica, in specifico quella contemporanea, su cui ci sono stati una serie di interventi già da parte del Ministero, oltre la questione di quelli già fatti che verranno ripetuti all'interno del FUS, stiamo disegnando e pensando comunque anche ulteriori interventi specifici per quest'ambito che è stato molto colpito, un po' tutti quelli della cultura, però quello sicuramente legato ai concerti è stato fortemente colpito dalla pandemia. Grazie. Grazie sottosegretario. L'onorevole Comencini può replicare. Prego, onorevole. Sì, grazie, ringrazio per la risposta al sottosegretario Borgonzoni. Per noi l'Arena di Verona, io sono di quella città, è assolutamente importante. So che è stato fatto un grande lavoro con il sindaco Federico Sboarina e con il governatore Luca Zaia, che già l'anno scorso era riuscito in qualche modo a sopperire la necessità appunto di ampliare i numeri, perché altrimenti non sta in piedi proprio economicamente l'Arena di Verona, non ha senso che riapra. Un lavoro importante e le rassicurazioni che ci ha dato sono fondamentali sia per la questione appunto della capienza, ma anche sulla questione degli orari, perché in caso appunto di ritorno in giallo, ovviamente speriamo di no, però gli orari per noi sono fondamentali. L'Arena di Verona deve lavorare e vivere con determinati orari e non può avere queste limitazioni. Ricordo anche che la Verona ha un indotto importante, quindi non è un teatro, non me ne vogliono gli altri, qualunque, è un teatro che dà un indotto di oltre 1200 lavoratori, porta migliaia e migliaia di persone da tutto il mondo a vedere gli spettacoli della lirica. Solo nel 2018-2019 si parla tra l'altro di 152 milioni di telespettatori, quindi è molto seguita anche attraverso questi canali e quindi è fondamentale sostenerla, perché poi dà lavoro e dà un indotto a ristoranti, bar, hotel e tutto il territorio. Tra l'altro abbiamo vicino anche il lago di Garda, la Valpolicella, quindi territori dove i turisti arrivano perché sono posti bellissimi, ma anche perché vogliono andare in arena e godere questi spettacoli. Quindi sostenere, permettere all'arena di lavorare significa permettere a questo indotto di funzionare e permettere di sostenere un elemento culturale, storico, valoriale e identitario fondamentale per il nostro territorio. Grazie.